Sono molto contenta, molto soddisfatta e devo ringraziare tutti coloro che mi hanno votato e mi hanno ridato fiducia. 10.370 preferenze, la donna più votata nella Lega. Manuela Lanzarina ha raccolto nelle urne i frutti del lavoro degli ultimi 5 anni da assessore regionale, prima al sociale, poi anche alla sanità e soprattutto dei durissimi mesi dell'emergenza Covid-19, di cui ancora continua a occuparsi da assessore in carica fino alla formazione della nuova squadra del presidente Zaia. Ci stiamo occupando a pieno di quelle che sono le problematiche, insomma, con i direttori generali per l'emergenza, la riapertura delle scuole, la nuova rete, il piano di sanità pubblica, quindi nel mentre stiamo lavorando su questo per intensificare tutto il possibile e per essere pronti qualora, insomma, questo autunno e questo inverno dovessimo affrontare delle situazioni più critiche. Ma lei non si è riposata neanche un attimo. Poco, direi molto poco, però credo che se c'è bisogno di essere in campo in prima linea è giusto che chi ha ruoli istituzionali e amministrativi sia in campo in prima linea. La strada fatta ha portato il governatore Zaia e la sua squadra fin qui, tante le sfide che si profilano all'orizzonte per i prossimi 5 anni. Dobbiamo, soprattutto in questo momento, cercare di affrontare quella che è l'emergenza coronavirus e quindi essere pronti a quelli che sarà appunto l'autunno, l'inverno, l'arrivo dell'influenza, le paure, le angosce giuste e reali dei cittadini. Quindi dovremo essere pronti col piano di sanità pubblica, già lo siamo, insomma, e mettere in campo tutti i tasselli importanti e fondamentali. L'altro punto su cui appunto non possiamo, è imprescindibile, su cui bisogna ricominciare è la battaglia sull'autonomia.